Buonasera a tutti ragazzi. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lo Stromboli sembra un po' più placato. In effetti si sta, diciamo, ridimensionando la situazione. Sbuffa per esempio il 28 agosto che ha creato panico tra turisti e l'innalzamento del livello di attenzione ad arancione. Per poco non arrivava a quello di rosso, ossia quello che imporre a tutti di lasciare l'isola, però stavolta ci sta un altro parametro che allarma, diciamo, i geologi. In effetti fra poco incomincerà a piovere e quindi i depositi piroclastici che si sono accumulati sui laterali dello Stromboli potrebbero, diciamo, visto che sono grandi quantità, scivolare dal vulcano, diciamo, e cadere in mare, provocando dei veri e propri tsunami. Quindi diciamo che è un'ipotesi che va valutata e discussa già da molti giorni insieme al presidente dell'INGV Carlo Doglioni. In effetti pare sia una notizia così, ma è evidente che se incomincia a piovere per bene, questa raccolta di magma piroclastica che sta nei dintorni, vicino al vulcano, tenderà a scendere in mare. Quindi ora stanno monitorando la situazione e vorrebbero, siccome è ancora tutto caldo e non si può andare, vorrebbero staccare questi, diciamo, pezzi, poi sono cose grandi ragazzi, perché questi, diciamo, flussi piroclastici che stanno vicino al vulcano sono molto grandi, quindi se cadono in mare, ragazzi, rischiano di far, anzi creano uno tsunami. Quindi diciamo che le prossime piogge potrebbero anche essere un po' fatali, diciamo così. Quindi acqua mista a flussi piroclastici potrebbe appesantire il versante della sciata del fuoco già in equilibrio precario e quindi franare a mare, provocando uno tsunami come se vi ricordate accadde nel 2002. Quindi diciamo dopo tutto questo casino dello Stromboli adesso c'è il pericolo di tsunami perché tutti questi flussi piroclastici che stanno intorno al vulcano che in effetti è magma accumulato che si è indurito adesso che incomincerà a piovere può darsi che questi pezzi si staccano e vadano a finire direttamente in mare e non sono sassolini ragazzi, sono belli grossi grossi, quindi potrebbero provocare un tsunami, non di chissà che proporzioni, però lo possono creare. Poi dipende sempre dal pezzo che si staccherà dal vulcano, quindi partiamo che è questo. Quindi ci sarà questo divieto alle imbarcazioni private di non avvicinarsi perlomeno al vulcano di 2 miglia e anche per tutti i natanti. Ciao Gianluca, quindi diciamo che a parte diciamo, diciamo le eruzioni, le esplosioni, adesso si è messa pure sta cosa che questo magma accumulato nei dintorni del vulcano, se incomincia a piovere per bene, può franare il mare e provocare uno tsunami. Quindi siamo, stiamo peggiorando in poche parole. Quindi stanno allarmati perché a breve comunque lo sappiamo tutti che l'estate è quasi finita, quindi incomincerà a piovere, quindi non si sa se poi. No, è stazionario, in effetti è rimasto come era, sta camminando normale, in effetti alcuni siti hanno detto che è declassato a terza categoria, ma non è vero, in effetti è stazionario, fa 4,5, 4,5, in effetti è stazionario perché sta sull'acqua, quindi da quello che ho letto io non è né migliorato né peggiorato, sta camminando sempre uguale.
E bene a te, grazie. Qua sta cambiando qua, però ancora nulla, quindi speriamo bene. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e come sempre quando ci sono notizie interessanti come questa qui, come tante altre, io la faccio la diretta come sempre. Ciao a tutti, grazie, speriamo che vi avrò pure qua perché anche qua sta cambiando il tempo. Credo che a breve pure qui. Grazie a te Gianluca. Credo che pure qui a breve a Dagliova. Basta. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi con 4 video. Ciao.